Adesso è il momento di un altro gruppo proveniente dalla Serbia. È un gruppo che nasce nel 1992 e la cosa che mi ha colpito di più è che sono più di i membri di questo gruppo sono più di 250. Numeri che per noi che viviamo su quest'isola, nonostante siamo amanti del folklore, non raggiungeremo mai il totale di così tanti membri dentro un gruppo folcloristico. Questo sta a significare, cioè va da sé che il folklore è ancora l'arma principale di difesa della cultura e della tradizione. Loro hanno 4 tipi di costumi diversi che indossano in base alle varie zone del territorio. Il gruppo viene da Belgrado. Ci hanno promesso di farci anzi mi hanno promesso di farci divertire perché sono un gruppo molto allegro. Quindi accogliamo con un applauso il gruppo serbo.
hanno mantenuto la promessa, no? Sono stati bravissimi. Complimenti, bravi.